Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, buon venerdì a tutti, vi ricordo il numero telefonico per intervenire 0422 1626 798, venerdì santo oggi, quindi saremo con gli animi molto tranquilli e pacati e anche c'è un po' di sole che ci rassicura. È un argomento caldo questo, parliamo di politica e ci chiediamo Salvini o Di Maio, chi deve fare il premier, chi dovrà fare il premier di questo futuro governo? E allora ce lo chiediamo con i nostri ospiti. E il piacere di avere in studio con noi Erika Stefani, senatrice della Lega Nord, benvenuta. Buongiorno, buongiorno. E il piacere di avere in studio con noi Sara Moretto, senatrice del Partito Democratico. Deputata. Buongiorno. Buongiorno. Ancora giovane. E il piacere di avere in studio con noi Carmine Bianco, consigliere del Movimento 5 Stelle, Comune di Montebelluna, in provincia di Treviso. Benvenuto. Grazie, buongiorno, grazie per l'invito. Allora, c'è una situazione piuttosto tesa, piuttosto complicata, si vive, non dico alla giornata, ma quasi, perché le dichiarazioni sono forti. Allora, c'è chi parla di forza leghismo, perché la Lega e Forza Italia, insomma, dicono è diventato Forza Lega. Poi c'è il problema del signor no, mister Di Maio, che dice no, io sono stato il più votato, io devo fare il premier. E tra i due litiganti, cara Sara Moretto, il terzo gode. Allora c'è chi dice che Renzi ha fatto una bella furbata e se ne sia andato con la palla dal campo e sono tutti questi giocatori senza la palla che non sanno più dove sia finita. Vi ricordo che siamo sempre sul nostro sito, anche con Facebook, e quando volete postare postate, abbiamo un po' di commenti, poi li andremo a leggere anzi ne leggo subito uno perché colgo la palla al balzo io a proposito di palle. Dice una signora: basta prime donne, è tempo di imboccarsi le maniche e ritornare all'umiltà delle persone corrette che lavorino in modo costruttivo. Allora, cara Erika Stefani, senatrice, mi pare che sia un po' il piano sul quale stia andando Salvini. Ha detto non è necessario che io sia il premier, però non posso discutere con il signor no, che impone dei veti. Un po' questa è la diatriba di questi giorni. È certo che siamo all'inizio delle consultazioni, anzi non ancora iniziate. È ovvio che come sempre quando ci si siede ai tavoli della trattativa si chiede di più. Si chiede il tanto perché è una tecnica di trattativa per poi arrivare magari a trovare la soluzione. È ovvio che adesso c'è una prova di forza fra partiti, c'è stato un esito elettorale che certo che lascia dei margini di discussione. Io sono certa che però se i partiti e gli uomini dei partiti hanno a cuore il benessere dell'Italia, bisogna trovare una soluzione. Io penso che anche qua i colleghi che ci sono oggi non potranno che condividere con me l'idea. Ci sono alcune tematiche sulle quali si deve trovare una convergenza, che poi il governo possa durare 1 anno, 2 anni, 3 anni. Affrontiamo queste tematiche, le risolviamo. E sicuramente uno dei nodi cruciali sarà ovviamente la legge elettorale, perché così questa come è fatta è strutturata in un panorama bipartitico. In realtà il panorama italiano è tripartitico, per cui questa legge non va bene, ma non andavano bene nessuna delle altre leggi che erano state fatte. Perché poi la consulta te le boccia, perché dice deve essere comunque presente la pluralità in un'Italia democratica, non possiamo escludere tra virgolette le minoranze. Comunque Erika Stefani, ha detto Salvini, il Movimento 5 Stelle non rinuncerà a proporre come unico capo del governo, Salvini ha detto che se il Movimento 5 Stelle non rinuncerà a proporre come unico capo del governo Luigi Di Maio, la possibilità di andare alle elezioni è molto alta, ha detto addirittura il 50%. L'ha detto al Corriere della Sera. Insomma, sono nervi tesi in questi giorni. Cosa dice lei che lo vede da vicino ogni tanto? No, io non la vedo nemmeno così tesa, è complicata, è complicata, è complicata e forse bisogna fare veramente politica. Perché la politica non è soltanto quella degli slogan, quella che ti porta ai consensi, quella che conquista l'elettore. La politica è anche questa, cioè questa è la vera politica a livello istituzionale, cioè trovare delle soluzioni, per cui irrigidirsi, allora pretendere penso che sia nelle corde di ciascuno, magari dopo che hai avuto anche un risultato elettorale.
è un risultato elettorale però che non ha stabilito alla fine un vincitore in senso assoluto, altrimenti il governo lo staremo già facendo. Però non bisogna arrivare a tirare la corda fino a creare la rottura, perché se uno vuole andare per forza al voto, per forza per andare in opposizione, per forza per continuare, è facile fare opposizione. Perché basta alzare il cartello e far confusione per certi versi. È più difficile governare, e questa è una bella messa alla prova. Io credo che è una grande sfida, una grande sfida. I vincitori ne vinti, si è sconfitti a metà. E allora Di Maio, Coriaccio continua a dire: noi siamo la forza, il partito che davvero è stato votato dagli italiani, Di Maio premier, e deve essere così, è quello che emerge. E allora è difficile dialogare con chi, insomma, in un certo senso impone un veto. Carmine Bianco. Beh, più che veto, gli italiani sono espressi, io credo che chiunque, anche gli elettori, cioè i cittadini che ci stanno ascoltando, abbiano avuto un'investitura così importante. Ma anche il centrodestra con la coalizione? Certamente, ma infatti sto dicendo sia il centrodestra che il Movimento 5 Stelle hanno avuto un plebiscito, insomma, ecco, rispetto al PD che si è visto molto ridimensionato. Prima la senatrice parlava della politica fatta da uomini, infatti adesso sta a loro. Devono parlarsi e sicuramente ci sarà, al di là delle enunciazioni che diceva anche la senatrice prima, che possono anche non rispecchiare quello che sono un po' le poste in gioco, insomma, ecco. Bisogna anche aspettare il PD, perché anche il PD è la terza gamba di questa politica. Chiamarsi proprio fuori. Il secondo partito, È il secondo partito comunque, perché questo è passato in... la gente si dimentica, ma il Partito Democratico è il secondo partito, la seconda forza più votata, no? Se vogliamo andiamo a guardarsi, perché si è presentata così. Credo che il PD si debba interrogare se Renzi ma se io, Carmine Bianco, le dicessi è finita l'epoca dei governi non votati da nessuno, è questione di credibilità e democrazia, conta la volontà del popolo italiano. Certo. Questo lo dice Di Maio. Cioè, tosto, come faccio poi a dire che devo andarci a parlare? Beh, è vero, questo è vero, però le dichiarazioni, come diceva prima, ripeto ancora la senatrice, sono delle dichiarazioni che comunque vanno fatte e chiunque, anche Renzi, mi ricordo quando ho preso il 41% alle europee, adesso dovete venire a dialogare con me. Quindi è anche naturale una cosa del genere. Ecco, poi naturalmente è il Parlamento fatto appunto di uomini e adesso aspettiamo loro. Come dicevo prima, bisogna anche capire adesso se Renzi tiene in ostaggio il PD oppure... Dove sta palla? Perché non si è ancora capito. Allora... Salmoretto, allora voi intanto dovete un po' capire cioè vi siete un po' interrogati su che cosa è successo al Partito Democratico, ma dovete anche ripartire, volete ripartire, avete un obiettivo. Allora, la sua sensazione qual è? Osservatori esterni come l'ONU, inviati come osservatori esterni? No. Io devo dire, allora, rispetto, diciamo, alle dinamiche del partito abbiamo stabilito un percorso che ci porterà nel giro di qualche mese, non immediatamente al congresso, quindi secondo le nostre norme statutarie stiamo procedendo in una ovviamente una ripartenza tutta interna al partito. Per quanto riguarda il contesto istituzionale, io sinceramente non posso che sorridere di fronte ad alcune affermazioni che ho sentito anche oggi. Il Partito Democratico si colloca al terzo posto rispetto alle forze politiche presenti, diciamo, presentate agli elettori, perché comunque fino a prova contraria non mi pare che sia successo nulla in questo senso, la coalizione di centrodestra è una coalizione unitaria. Lei dice 20 italiani su 100 hanno votato, ogni 100 italiani 20 hanno votato il Partito Democratico. Questa è la sua base di partenza. Esatto, in questo momento purtroppo fa male ovviamente, perché non è
che la cosa ci faccia piacere, ma l'ha detto prima la senatrice che fare opposizione è facile, ti porta anche a vincere, che governare è difficile, quindi noi prendiamo atto di quanto è successo e ovviamente in questo contesto istituzionale il Partito Democratico non è che si prende la palla, sta a guardare, il Partito Democratico dice ci sono delle forze che hanno ottenuto un risultato, che hanno il dovere di prendere l'iniziativa per la formazione di un governo, noi siamo come sempre responsabilmente presenti, ai richiami che avremo da Mattarella risponderemo ovviamente, in questo momento ciò che ci distanzia dalle forze politiche che hanno ottenuto maggior consenso sono punti programmatici forti e diversi, cioè è inutile che il Movimento 5 Stelle dica il Partito Democratico non ci consente di governare, a Roma era il complotto per farli vincere, adesso è il PD che non li lascia governare. Si è ottenuto un grande consenso, ci si attivi secondo le regole istituzionali per formare un governo. Capisco che le regole istituzionali siano qualcosa di poco conosciuto, visto le recenti elezioni degli organi parlamentari, però così funzionano e quindi noi attendiamo che chi ha vinto la palla almeno la mette in campo. Allora staremo a vedere questa roadmap che sarà messa in campo tra il 4 e il 5 di aprile, Mattarella sarà nei nostri pensieri, nei nostri cuori. No, cioè io mi ricordo subito dopo il voto di aver visto una divertente immagine nei social di Mattarella dietro un finestrino tipo rapito con la scritta aiuto sulle mani, era veramente molto simpatico. Quella dell'agnello, più l'agnello sacrificale. Allora prendiamo la telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno Daniela. Buongiorno. Oggi sei tutta di oggi sono preziosa perché qua con questo venerdì santo no, siamo ormai di paramento. Mi dica tutto, buongiorno. E a proposito di cose preziose, la politica governa il paese come un sindaco di una città. Quindi qui stanno tutti lì a vedere partito di destra, partito di sinistra, chi vuole prendere le briglie del cavallo o il manubrio della bicicletta. Ma ragazzi, bisogna fare un governo tecnico che sa quello che fa, che propone cose matematiche fatte con la calcolatrice, no? Leggi le giucchie, poi i soldi non si sa dove vanno a finire, partono finanziamenti incompleti per progetti buoni e altre cose che impostano la politica, aumentano il debito. Vediamo solo gli ultimi regali per le banche, ultimi dell'anno scorso, 25 miliardi di euro, che con quei soldi a 1.000 euro al mese mangiavano molte famiglie, era tutt'altro che reddito cittadinanza. Quindi lei dice è meglio che ci sia un governo tecnico che è in grado di mettere i ferri in acqua perché nessuno vorrà fare il primo passo. Allora le dico che tra sbuffi, sbuffi e sbuffoni, qua tutti quanti mi sa così emerge, avremmo potuto bollire la pasta con tutti questi sbuffi perché nessuno è d'accordo. Allora io devo andare in pubblicità, però prima di andare in pubblicità poi diamo la risposta anche al signore. Ricordo il numero telefonico 0422 16 26798, poi leggiamo altri post. Allora direi Lega, Movimento 5 Stelle Lega, direi semaforo verde immigrazione, costi della politica, pensioni e conti pubblici, semaforo giallo direi sull'Europa, legge elettorale, difesa, tasse, reddito di cittadinanza, giustizie, semaforo rosso. Torniamo dopo la pubblicità e analizziamo tutto. A dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 0422 16 26 798. Allora il signore di prima, Erika Stefani, lei sbuffava tanto, ha detto sarà meglio un governo tecnico. Ci piace il governo tecnico, si è fatto di quei regaloni. È incredibile come, anch'io stessa ho pensato, o si pensava, che il governo tecnico possa essere una soluzione, perché uno dice ci sono delle tematiche e quelle li si risolve. Però io ricordo un vecchio insegnamento del mio professore di diritto costituzionale, che fu anche il professor Paladini, che purtroppo è morto tantissimi anni fa. Il professor Paladini ancora parlandoci degli elementi base del diritto costituzionale all'università, ci diceva sempre: i governi non devono mai essere tecnici, possono essere solo politici.
Il governo tecnico, ma poi li abbiamo visti i risultati, sono dei governi che alla fine si avvitano su se stessi e non danno mai delle soluzioni, perché le decisioni sono delle decisioni politiche. La politica non è matematica, non è che tu puoi dire dato questo la necessaria conseguenza è questa. Ci vuole coraggio a un certo punto, si misura 7 volte prima di tagliare, ma poi no, perché sembra tagliare. Così, però il meccanismo, ripeto, è molto complesso. Poi ne abbiamo avuto prova. Il governo Monti ha dimostrato purtroppo delle lacune, per non dire delle lagune, per non dire degli oceani. Chiamava i tecnici dei tecnici, se lei si ricorda, no? Monti chiamò tanti tecnici esperti nei vari settori per dirimere le varie problematiche, però, quindi che tecnici sono stati? Sì, certo, è fatto specie sentire la Fornero, lo ricordiamo bene, che ha detto vabbè, la legge Fornero sulle pensioni ha avuto qualche difetto, ma del resto l'abbiamo fatta in 20 giorni. Anche lì un ex ministro, un tecnico che abbia detto una cosa del genere, insomma, ti fa cadere la mandibola. Prendiamo la telefonata, pronto, buongiorno. Un bicchiere di acqua. Sono Adriana, scusi tanto. Prenda un bicchiere di acqua, signora. Non siamo qua in diretta, non vorremmo mai, insomma. Volevo dirvi, Salvini e Di Maio, lasciamoli che provino o no? Può darsi che siano in grado di poterlo fare sia uno che l'altro, se no si cambia. Non ne abbiamo avuti tanti di migliori finora. Capito? La logica che Grazie, grazie, auguri, buona Pasqua, grazie. Anche a questo. Allora, 0422166798, proviamo. Allora, l'importante, dice dal nostro Facebook, è che siano fatte azioni e scelte utili per mandare avanti il nostro paese e non solo chiacchiere inutili e inconcludenti. Moretto. Beh, ci sono dei programmi elettorali sui quali si sono vinte le elezioni, programmi che è vero che insomma raramente si leggono fino in fondo perché in molti casi sono anche corposi. 5 punti qua, quindi però esatto, su alcune questioni gli impegni sono stati abbastanza chiari, quindi vitalizi, riforma delle pensioni, della politica, esatto, reddito di cittadinanza che oggi sta diventando di inclusione, che oggi assomiglia sempre di più a quello che c'è già, ma insomma vabbè, vedremo come vanno le cose. Quindi insomma più che chiacchiere ci sono degli impegni chiari. Anch'io mi auguro, come la collega Stefani, che non ci sia un governo tecnico, anche perché per anni ci siamo sentiti dire che ma un bel Gentiloni bis. Ma è un governo politico a tutti gli effetti, un bel Gentiloni bis, perché insomma Gentiloni è eletto alla Camera all'interno del PD, quindi l'ho incontrato ieri. Spogliati delle tue vesti politiche e diventa su tecnico. No, la politica, e concordo con quanto diceva Erika, viene spesso bistrattata, anche perché spesso se ne raccontano gli aspetti negativi, ma la politica è l'arte della politica, quella vera con la P maiuscola si dice, certo, è la capacità di sedersi intorno a un tavolo, affrontare una questione e trovare un punto di incontro tra magari anche idee diverse, posizioni diverse. Ecco perché, e qui ritorniamo anche all'argomento di oggi, lo stallo attuale, poi si diceva appunto adesso siamo ancora in una fase di lancio, le consultazioni cominceranno mercoledì, però la politica è fatta di trattativa, che è una trattativa seria, legittima, dignitosa, che prevede che però che quando ci si siede intorno a un tavolo ci sia una disponibilità a parlare, a discutere. È ovvio che io non posso trattare con chi mi dice il governo è questo, il premier sono io, il programma è questo, prendere o lasciare. Di chi sta parlando? Beh, di Di Maio ovviamente. Cioè dico, è ovvio che in questo caso è difficile una trattativa. Capisco però e immagino che questi siano i toni di questi giorni qui e che da mercoledì è probabile che le cose possano anche cambiare. Ma questo sta anche nelle cose, quindi siamo tutti in attesa di mercoledì. Allora, siamo tutti in attesa di mercoledì, intanto il DEF va avanti, perché bisogna il documento di economia e finanza, il 10 di aprile bisogna che venga votato e insomma bisognerà arrivare questi commissari, si parla di 65 parlamentari, 40 deputati, 25 senatori e insomma dentro ci sono tante cose, un po' le pensioni, un po' l'IVA, intanto la politica deve andare avanti, l'Europa va avanti.
E Carmine Bianco, mi pare che su alcuni punti, come abbiamo detto prima della pubblicità, cioè immigrazione, costi della politica, pensioni e conti pubblici, vi potete confrontare bene con la Lega, no? Perché no allo Ius Soli è stretta sui rimpatri. Mi pare che è sparito dai nostri punti, ecco, però dico, mi sembra che questo sia stato un argomento sul quale si possa discutere. Costi della politica, taglio dei vitalizi, risparmi, tagli di varia natura. Mi pare che su questo si vada d'accordo, giusto? Sia un altro punto di partenza. Pensioni, abolimento e superamento della legge Fornero. Abolizione e superamento sono già due cose diverse, poi vabbè, però vediamo. Stessa cosa. Io ve lo chiamo il superamento, cioè eliminarla e andare oltre, cercare una nuova soluzione. Quanto ci costa? Ai ai ai. Conti pubblici, ok, lo sforamento del tetto del 3% tra deficit e PIL. E qui andate d'accordo. Poi dopo comincia la lettura un po' più complicata, perché la legge elettorale, la difesa, la Lega dice aumentiamo un po' i fondi, M5 dice razionalizziamo la spesa, tasse, la Lega dice flat tax al 15%, il Movimento 5 Stelle riduzione dell'IRPEF, insomma dopo lì sarà da tirare. La cosa importante è trovare una soluzione. Perché lei, il governo tecnico, lo vorrebbe? No, assolutamente no, anzi, come diceva prima la senatrice, la politica ha delle sfumature che vanno fatte proprio come gli accordi, sedendosi a un tavolo e discutendo di quelle che sono le priorità. In questo momento, come tutti sanno, la priorità per l'Italia, secondo noi, sono i 6 milioni di italiani che si sono impoveriti, sono aumentati, sono raddoppiati negli ultimi 10 anni e addirittura ieri l'Istat ci ha detto che 18 milioni di italiani sono a rischio di scivolare sotto questa soglia. E quindi è questo il punto che sicuramente farà discutere le tre forze in campo, cioè il reddito di cittadinanza. Sì, però per alcuni italiani sembra come un aiuto, una mancia che però non mette in piedi il sistema e farlo ripartire. Anche Salvini ha detto, cioè deve essere uno strumento che poi porti la persona a trovarsi un lavoro, non deve essere una vita di sussistenza. Ma quello è il problema è che veniamo fuori da una campagna elettorale. Ecco. Ma il problema è che veniamo fuori da una campagna elettorale dove le proposte non sono state sviscerate e studiate come famosi 730 dovevano. euro. Cosa 780 euro sono ecco. è la soglia minima sotto la quale perché anche lì c'è chi li prende, chi non li prende. In una famiglia di 5 persone non lavorano tutti e 5, lo diamo a tutti e 5, diventa un reddito a quota, cioè è molto complicato. Sono queste le cose che si parlava prima, che parlava anche la senatrice, sono queste le cose che si deve discutere. È vero, il reddito di inclusione è stato introdotto dal PD, io aggiungo ahimè un po' in ritardo perché negli ultimi 10 anni i poveri sono raddoppiati. Probabilmente questa manovra andava, sì, lodevole perché è stata fatta, però probabilmente non è stato sufficiente per frenare questo impoverimento degli italiani. Quindi, abbiamo preso un paese sul lavoro del baratro. C'erano dei ministri tecnici che piangevano, non sto dando... ricordiamocelo. Però ecco, questo è un punto secondo me dal quale si deve partire, perché non possiamo lasciare indietro 6 milioni di italiani. Sì, però ecco Stefani, come la trattiamo questa questione dei 6 milioni di italiani poveri, che poi sono 13 milioni, diventano quelle famiglie? C'è i dati che erano stati pubblicati, quelli dell'Istat di ieri, che veramente sono un dato per certi versi preoccupante, certo. No? È di difficile lettura, però se mi si dice che in Italia il 45% degli italiani dichiara meno di 15.000 euro e che 10 milioni hanno IRPEF zero, certo. Io mi pongo delle domande. Ovvio. È ovvio che la domanda è, siamo di fronte a uno specchio di una povertà dilagante, perché con 15.000 euro all'anno non vivi, e il 45% degli italiani, stiamo parlando di metà degli italiani, sì. Certo. Ora, e avere 10 milioni con il reddito zero, allora è vera povertà o c'è un problema diverso di evasione? E come lo gestiamo per i requisiti per l'accessibilità?
al reddito di cittadinanza, al reddito di inclusione o comunque a questo tipo di, che mi dispiace, è un sussidio, è un sussidio. Ci devono essere dei parametri severissimi. Certo. Per l'accesso, le verifiche non sono facili da fare per ciascuno. Verifiche super incrociate. Il problema è anche del mondo dell'ufficio di collocamento, perché sai, devi fare queste proposte, ma come le valuti queste 3 proposte? Se uno non è conforme alla propria mansione, io come è successo in Germania col mini job, è un po' un flop, nel senso che poi uno per tutta la vita non si trova davanti questa offerta sempre in quella direzione. Cioè, capisco l'obiettivo, però è veramente difficile da strutturare. Attualmente vi è già la possibilità, cioè, di erogare queste somme per i casi che sono comunque tenuti sotto monitoraggio dei servizi sociali. Allora, c'è la telefonata, no? Caduta, pronto? No. Si era stufato. Si è stancato. Si è stancato. Ovvio che il problema non è così semplice, senatrice, è da mettersi intorno a un tavolo, perché veramente nel 2020 non possiamo lasciare 6 milioni. Però c'ha ragione anche la senatrice, certo, perché c'è qua un problema non tutti, ma di evasione, di furbetti, non è che l'ISEE... Per esempio il reddito di inclusione passa attraverso i servizi sociali dei comuni, perché è anche vero perché solitamente, diciamo, in una comunità, le città grandi è diverso, però se pensiamo anche al nostro Veneto, insomma i servizi sociali dei nostri comuni conoscono le situazioni delle famiglie veramente bisognose e veramente in difficoltà, quindi io penso che quello sia un filtro efficace rispetto alla diciamo, all'idoneità delle persone che poi lo ricevono. Allora io chiedo, dobbiamo andare in pubblicità? Sì? Sì, dobbiamo andare in pubblicità, qui abbiamo una certezza, oggi venerdì abbiamo la pubblicità, torniamo subito dopo, 0422 16 26 798, chiamateci e leggiamo i nostri post, a dopo. Ligo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 0422 16 26 798, prendiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia. Buongiorno, io vorrei dire ai nostri senatori e onorevoli che abbiamo votato, ma non è ora che vi mettiate d'accordo, li abbiamo votato, allora voi dovreste anche essere, per rispetto di noi votatori che vi abbiamo votato, di essere, insomma, di mettersi d'accordo, non giocherellare, a me tocca questo, a me tocca quello, insomma noi vi abbiamo votato, ha ragione, è giusto che abbiamo in cambio qualcosa e spero che la Pasqua vi faccia riflettere. Grazie e tanti auguri signora. Allora vi abbiamo votato, non è una partita di Shanghai che si può far saltare lo stecchino che ti capita anche nell'occhio, è un gioco pericoloso. Non avendo la maggioranza allora è un'altra, perché mentre la signora ne capisco il senso dell'appello, del senso di responsabilità, però è anche vero che per esempio gli elettori che hanno votato il Partito Democratico stanno dicendo ovviamente, però attenzione, non accordi con chi la pensa all'opposto rispetto a noi, quindi che ci sia un matrimonio hai dato chiaramente, ci sono delle grandi affinità tra Lega e 5 Stelle, però allora in questa Pasqua c'è gente che chiede la pietas cristiana e spero non si vada alle elezioni per non far spendere ulteriori soldi agli italiani. Insomma, gli italiani sono molto consapevoli, molto consci, ce lo dicono anche sul nostro Facebook, insomma. È una convivenza, e allora mio papà mi dice si convive con le malattie, non con la persona amata, è vecchio stampo, però insomma in questa convivenza noi prendiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno. E prima che mi dimentichi, buona Pasqua buona a tutti. Pasqua anche a lei. Grazie. Allora, io volevo fare provocatoriamente 2 piccole domande. La prima domanda è: noi abbiamo una repubblica parlamentare e non presidenziale, giusto? Sì. Ciò implica i politici,
implica che paghiamo profumatamente dei politici, perché dovremmo avere dei governi tecnici, anche se poi vediamo che il tecnico c'è sempre dentro e vediamo cosa sta combinando Boeria Links e via dicendo. Poi volevo chiedere al signore del Movimento 5 Stelle, siccome sappiamo da sempre che in Veneto ci sono molti meridionali che vengono su nel pubblico impiego eccetera, mi piacerebbe sapere, e questa è una provocazione proprio a lei, non perché io sia razzista eccetera, perché io ho i figli che hanno degli amici siciliani a cui vogliono bene come a dei fratelli, lasciamo da parte queste stupidaggini. Volevo chiedere, forse i meridionali presenti in Veneto hanno votato Lega o Movimento 5 Stelle? E poi un'ultima provocazione, parlavano tanto di diminuire gli onorevoli e addirittura chiudere il Senato. Adesso che è andata su la Lega, Movimento 5 Stelle eccetera, parlano ancora di chiudere il Senato perché era un doppione e di ridurre gli onorevoli della Camera, oppure non si parla più di questo? Vi ringrazio e vi rifaccio grazie, allora buona pasta. Grazie, allora senza provocazioni, tutti abbiamo amici siciliani. Subito. Io sono il fino. Ecco, allora dice, ma insomma, cosa avranno votato questi siciliani, questi meridionali in Veneto? Lega o Movimento 5 Stelle? Beh, io nel mio consiglio comunale ho un pugliese che è in forza Lega Nord, quindi... E dice un ossimoro? No, ma voglio dire, i meridionali votano anche Lega, cioè qual è il problema? Non vedo questa spaccatura, si vuole per forza... ma la Lega è cambiata, insomma, dai, non è più quella di una volta, no? Infatti si vuole per forza spaccare in due l'Italia. Secondo me, invece, come diceva prima la senatrice, partiamo dai dati Istat che fotografa un po' la situazione degli italiani, mettiamoci al tavolo e sicuramente Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il PD, se vorrà farne parte, dobbiamo cioè, ce lo chiedo, il 75% degli italiani sono andati a votare. Sono andati a votare non per mettere il PD alla minoranza, all'opposizione o per far vincere uno o l'altro, hanno chiesto e hanno votato su alcuni punti programmatici, hanno votato e ci hanno detto fate qualcosa perché qui le cose non vanno bene. L'Italia è il fanalino di coda in tutte le classifiche economiche, sociali, in tutte le classifiche, noi siamo sempre il fanalino di coda. Adesso basta. Se i nostri politici, adesso parlo da cittadino perché non sono né onorevole né senatore, sono consigliere comunale, se i nostri rappresentanti giù a Roma si mettono intorno a un tavolo e aiutano, quindi. adesso sì, adesso parlo da cittadino addirittura, ecco, quindi da cittadino ho l'occasione qui di avere un onorevole e una senatrice, anch'io faccio questo appello, mi appello, cioè e dice segue la signora, poi dice siccome comunque paghiamo questi, come ha detto questa signora, paghiamo i politici perché facciano delle scelte. Un po' che troppo secondo noi, perché è risaputo che noi... Su questo siete d'accordo, è un tema importante, la giustizia. Allora la Lega dice separazione delle carriere tra giudici e PM, responsabilità civile dei magistrati, il Movimento 5 Stelle, il contrario, qua sarà un nodo molto complicato sedersi, perché il tema della giustizia mi sembra sia un tema fondamentale. La giustizia porta via punti di PIL e dobbiamo veramente metterci intorno al tavolo e prima ne parlavamo con la senatrice, sì. Ecco, i nostri tecnici, i nostri avvocati, i nostri giudici che sono stati eletti in questo caso devono dare delle indicazioni per mettere i correttivi che tutti noi ci avendo fatto aspettiamo. 5 anni di capogruppo della Lega in Commissione Giustizia, guarda caso su moltissime tematiche abbiamo condiviso gli emendamenti con i vostri rappresentanti in Commissione Giustizia, quindi su tante tematiche, anche sulla giustizia siamo allineati, sulla questione corruzione per esempio, sulla questione codice antimafia e sull'aumento delle pene. Avete votato, io l'ho votato. Bene. Io mi sono presa la responsabilità di votarlo. Sì. Cioè ci sono tante tematiche sulle quali c'è stato un allineamento. Ci sono state le affinità. Vediamo se abbiamo affinità con il nostro telespettatore. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno Giusy, auguri.
Noi siamo sempre presenti. Ai signori presenti, da anni che li sento dire di aiutare questi che non arrivano ai 15 giorni, non al mese, non a fine mese. Mi dite quando? Avete un'idea? Questo volevo chiedere, che ognuno che viene qua, da anni vi sento dire le stesse cose. È inutile che fate queste trasmissioni qua, signori, non servono più a niente. Non servono a niente, ma perché dite sempre le stesse cose? Beh, non vediamo niente, non vediamo niente. Vi auguro intanto buona Pasqua. Allora, grazie, buongiorno. Intanto una bella novità è il fatto, tra virgolette, che comunque ci sono una forza politica per nuova. questo che i 5 Stelle sono stati votati, perché la novità? Proprio perché hanno intercettato questa volontà, questa voglia che ha riassunto la telespettatrice. C'è un po' di voglia di novità. Dobbiamo assumerci la responsabilità di guardare questi 6 milioni. È veramente un appello che vi faccio e la responsabilità anche di essere sicuri di chi è davvero in povertà. Questa è una responsabilità importante, perché se no portiamo via soldi, risorse a chi davvero ne ha bisogno. E poi commenteremo dopo le pubblicità, andiamo sempre su Facebook. Allora, in quanto ad espressione entrambi la stanno lunga, parla di Di Maio e Salvini. È l'ora dei fatti, quelli veri, che smettano di confabulare, inizino a prendere seriamente le redini di questo governo e l'Italia che è allo sbando e che il deficit aumenta ogni giorno. Infatti mi pare circa 5.000 euro al minuto l'aumento del debito pubblico italiano, non sono noccioline. Torniamo dopo la pubblicità. 0422 1626 798. Eccoci qui, siamo tornati in diretta. 0422 1626 798. Allora, mettiamoci una mano sulla coscienza. Diceva la signora di prima, tutti e due la stanno davvero lunga. Insomma, il deficit aumenta di giorno in giorno. Allora, Stefani, questo deficit che aumenta, l'inflazione aumenta, anche ieri era un po' ricominciato a correre, questi italiani sono tra due belle corde tirati, stritolati e insomma non è facile. Nel momento della pausa. Ma è ovvio che non sta in piedi il sistema. Se i dati statistici, quelli che sono stati pubblicati ieri e che penso che molti hanno potuto anche vedere, se il 45% degli italiani dichiara 15.000 euro e ci sono 10 milioni di italiani a reddito zero, dichiarato zero, ci sono dei problemi. Allora, o siamo di fronte a un'Italia poverissima o ci sono dei problemi di sommerso. Come fa anche la signora prima, la telespettatrice che telefonava e si discuteva degli importi delle pensioni? Allora, come si può pensare di tenere anche in piedi il sistema del welfare se non abbiamo nemmeno il gettito fiscale? Il gettito fiscale deriva ovviamente da chi dichiara e deriva magari dalle aziende che lavorano. E pensare a sistemi machiavellici anche per certi versi, e senza pensare che in realtà hai reddito se le imprese lavorano, se danno lavoro e se c'è una bella lotta all'evasione. Perché io ricordo sempre, se i fatti che sono stati compiuti da Zonin e da Consoli, se fossero accaduti negli Stati Uniti, questi erano in galera. Ma per millenni erano in galera. Hanno dei sistemi per millenni rigorosissimi. Allora, in Italia ma lì si vergognano a non pagare le tasse, è diverso, no? L'italiano si vanta. Non è che si vanti, però dice guarda quello, scusate il termine, che figo. Però è vero che uno, se il momento in cui dichiara viene massacrato, allora alla fine viene indotto c'è la gelosia partenopea, allora da un lato questa gelosia, questo odio, chissà come li avrà fatti, dall'altro invece dire guarda che furbetto, abbiamo un problema di culturale. Questa proposta della flat tax voleva essere questo era l'obiettivo, di portare l'imprenditore a dichiarare. Nel momento in cui dichiari però sapendo di non avere poi una pressione fiscale terribile che non ti permette di lavorare. In questa maniera fai emergere quel sommerso che permette di pagare l'IRPEF, di versare le tasse. Con il reddito zero e in meno di 15.000 voglia, questo è un problema, no? È sicuramente così. Noi prendiamo la telefonata, pronto, buongiorno. Siete indecisi col canale? Noi siamo il canale 13, Antenna 3. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego.
È lei? Allora, pronto? Sì, buongiorno signora. Ecco, io chiamo da Montebelluna, mi chiamo Mara e volevo dire che sono perfettamente d'accordo con quanto è stato detto prima dalla signora, che queste trasmissioni servono a poco e a niente, insomma, anche perché sentiamo dire sempre le stesse cose. Io purtroppo sono una di quelle azioniste che è rimasta in ginocchio dopo il crack di Veneto Banca. Tra Veneto Banca e Vicentina siamo 210.000 azionisti. Se poi conteggiamo tutti i familiari, fate un po' voi conto di quante persone possiamo essere. Molti non si sono ancora resi conto, i figli di questi azionisti, perché al momento vanno avanti, ma più il tempo passerà, più la situazione diventerà critica. Sapete benissimo che Intesa San Paolo sta mettendo tassi di interesse dal 22 al 24% e poco se ne parla per televisione. Allora, quello che io volevo dire, se il Veneto sta andando male e sarà destinato ad andare anche peggio, è proprio per questa situazione delle banche. Mi chiedo, allora, se le promesse che sono state fatte durante la campagna elettorale dai vari partiti poi verranno mantenute, perché io come azionista e come elettrice di persona che è andata a votare uno di questi partiti, non dico quale ma non ha importanza, ha delle aspettative, non ho la memoria corta, me lo ricorderò, ricordo e ho intenzione di andare ancora da questi politici a tirare la giacchetta, come si dice. È chiaro che c'è da ricordare che la maggior parte dei politici veneti se ne sono lavati le mani. Io faccio i nomi, Zaia, la Puppato che ha continuato a dire che eravamo speculatori, Remo Sernagiotto, la Moretti, cioè tutti i veneti, i veneti hanno mangiato i veneti e nessuno fa niente. Va bene, allora grazie signor, intanto le auguro veneti che hanno mangiato i veneti. Allora, grazie signora, c'è stato un post molto divertente che è uscito Veneto e a banca, non so se vi è capitato di leggerlo, divertente ma molto amaro, perché si sono bruciate le stesse generazioni che si sono bruciate col crack Parmalat in un'unica area. Sì. Ma infatti quello che secondo me... Però colpa di tutti, dice la signora. Allora... Beh, prima di tutto innanzitutto colpa dei manager e questo sì, in questo senso i veneti mangiano i veneti, nel senso che ce la siamo fatta tutta anche in di casa. Banca Italia perché dovrebbe essere un ente che doveva vigilare. Tant'è che infatti adesso mi pare che insomma, le cose stiano emergendo. Una cosa, perché la signora Mara credo di averla riconosciuta, è un'azionista di Veneto Banca. È successo questo, non so se vi ricordate, nelle festività natalizie un risparmiatore si è barricato in macchina davanti alla sede storica di Veneto Banca. Bene, ci aspettavamo una maggior risposta in solidarietà verso questa persona, invece non abbiamo avuto, abbiamo riscontrato a Montebelluna che ci sono circa 5.000 ex soci truffati tra virgolette, ci si aspettava una solidarietà verso queste persone che avevano perso tutto e invece anche sui social alcune forze locali politiche hanno preso le distanze da questa protesta. Quando si protesta per un proprio diritto mancato e calpestato è sempre una protesta legittima e onorevole, invece purtroppo questo non è accaduto, forse questa era l'amarezza della prendo la telefonata, poi commentiamo con Stefani e Moretto. Pronto, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Lucignano. Buongiorno. Volevo fare una domanda ai presenti, intanto un saluto alla signora Stefani. Il problema della Fornero, che è stata una tragedia, non si poteva evitare con la legge Maroni che il mafioso Prodi ha cancellato? Grazie. Ma insomma, grazie. Allora, ritorniamo un attimo. Prodi, è tutto quello che diceva Prodi, ma insomma mafioso mi pare ritorniamo poco. Sulla questione. Allora, è chiaro che questa elettrice, la signora Chiara di Montebelluna, ha detto io mi ricordo, non ho la memoria corta e probabilmente era riferito forse al Movimento 5 Stelle, lei non ha detto di cosa ha votato, però di attenzione perché le promesse sono promesse. Però lei dice dove era tutta la politica classica a quel momento? Allora, la politica classica non era sicuramente dentro gli studi di Consoli e di Zonin a perpetrare azioni di tipo criminale, questo è poco ma sicuro. La politica si è attivata, non per niente, la questione purtroppo poi, allora, da un aspetto criminale che c'è stato all'interno delle banche si è aggiunto tutto questo insieme di fattori concomitanti, ovvero
l'obbligo della quotazione in borsa sul mercato, per cui è diventato un problema stratosferico. Si sapeva che la quotazione all'interno delle azioni all'interno di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza era fatta in una maniera che non era conforme a quello che ovviamente era il mercato. Quindi quello era un sistema. Ovviamente il provvedimento che è stato adottato dal governo è stato un provvedimento che ha messo alla luce tutte quelle che erano anche delle problematiche all'interno della gestione. Però la politica poi si è mossa. Non per niente questo fondo che è stato istituito alla fine della legislatura è stato un fondo che ha trovato un consenso trasversale, almeno per quanto riguarda la costituzione del fondo, meno sulla capienza. Però una volta che è già stato fatto il fondo, occorre rimpinguare quel fondo. Pensare di poter affrontare il problema di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca come si fece con Monte dei Paschi è una questione completamente diversa che adesso non è più attuabile, perché a quel tempo è entrato lo Stato all'interno della banca, praticamente è diventato un socio e quindi ha salvato l'istituto. Ora bisognava averlo fatto, se si doveva fare la allora. scelta verso un privato spinta è stata fatta a giugno del 2017, nel senso che comunque poi quando c'è stato questo decreto d'emergenza, d'urgenza, poi si è chiamato Intesa San Paolo e tutto, quindi comunque la gente era già svuotata però la banca era già stata svuotata praticamente, perché è risaputo, nel momento in cui è venuta fuori la notizia sulle situazioni di Banca Popolare Vicenza e Veneto Banca, tutti i correntisti hanno tirato su tutti i conti, ovviamente, li hanno estinti completamente. C'erano quelli molto informati sui fatti che non hanno perso un centesimo. Però quello che io ho trovato grave è che ci siano dei processi in corso e siano dei processi lenti, sono stati dei processi lenti, i truffati volevano anche delle risposte e delle risposte che la giustizia non ha dato nell'immediatezza. Non stiamo parlando di vendetta, ma comunque un riscontro. E purtroppo il sistema era comunque molto arzigogolato. Però ha ragione la telespettatrice Mara. Chiara ha detto Mara, scusate. La politica deve rispondere e tutti i veneti devono fare massa comune in questo caso, tutti gli eletti veneti. Infatti, a lavorare. Purtroppo non c'è stato a Montebelluna, la senatrice, e c'è stata proprio una divisione, una mancanza di solidarietà. Però mi pare che la reazione dei politici le responsabilità reciproche è un po' come il problema di Fas. Prima ha chiamato un telespettatore, quando ho sentito parlare di Arzignano, ha detto ecco che è stata fuori la questione di perfluorati. Allora, avere perso tempo a riversarsi addosso responsabilità non si è affrontata la problematica. Perché il fiume continua a spargere. Sì, no, ma è successa una cosa, abbastanza grave. Io devo andare in chiusura, signori. La chiudo subito, è successa una cosa abbastanza grave, cioè quello di dire: perché io cittadino devo con le mie tasse ripagare quello che la banca ti ha fregato? Allora non ne veniamo più fuori, perché allora quello che fuma cosa facciamo quando vai in ospedale perché si deve curare, ahimè, per un tumore, cosa facciamo? Hai fumato e ti lasciamo a te stesso. Allora questa cosa non deve essere, però non è proprio la stessa cosa, insomma qui ci sono delle responsabilità chiare, no? Ed è evidente che le responsabilità chiare non stanno in questo caso nella politica, stanno in dei manager veneti purtroppo che i soldi truffato e rubato da qualche altra parte. E devo dire che rispetto alla politica io capisco le critiche, però come diceva anche Erika, su questo c'è stato un lavoro serio al Senato prima e alla Camera poi in legge di bilancio, mirato a cercare di dare una via di risarcimento ai truffati, che è iniziale ovviamente, ma che intanto è scritta e segnata e su di quello bisogna lavorare, e ci sono una serie di proposte forti che vengono fuori dalla commissione d'inchiesta, che sono proposte normative che devono trovare immediatamente applicazione, insomma proposte e applicazioni. Sulla Fornero, come ha detto il signore di prima, Prodi tutto tanto, ma insomma bandito. No, vabbè, ma Prodi si possono far dare tantissime accuse, ma insomma che sia una persona disonesta, no. La commissione non ha chiesto neanche una testa, cioè nessuno. Sì, però la commissione è stato girato. La commissione non è un organo di giustizia. È un venerdì santo, ricordate che per chi è credente
Giustamente qualcuno vendette il povero Gesù Cristo per un pochi di denari. Il bacio della banca con questo prestito mutuo baciato, il bacio di Giuda, siamo ritornati su questa grande ruota. Io ringrazio davvero tutti i nostri telespettatori ai quali auguro buona Pasqua e chi ci ha scritto anche su Facebook, ringrazio come sempre poi tutti i colleghi di Antenna 3, grazie ad Erika Stefani, senatrice della Lega Nord, grazie a Sara Moreto, deputata del Partito Democratico, grazie a Carmine Bianco, consigliere del Movimento 5 Stelle a Montebelluna. Noi torniamo domani, arrivederci.